Ci sono molti modi possibili per riflettere su alcune delle ragioni per cui è importante che una parola come scuola sia presente in un lessico della dignità oggi. Possiamo partire da indicazioni per il curricolo, ad esempio, documento di riferimento per chi opera nella scuola dell'infanzia e nella scuola del primo ciclo di istruzione oggi. Le indicazioni per il curricolo contengono un riferimento esplicito al tema della dignità degli studenti, di tutti gli studenti. Ecco, quando ricordano che è una finalità sancita della nostra Costituzione quella di garantire e promuovere la dignità e l'uguaglianza di tutti gli studenti. È un impegno oneroso, un impegno importante, ma un impegno che appare irrinunciabile per la scuola. Ce lo ricordavano già i ragazzi della scuola di Barbiana, quando con Don Lorenzo Milani, in lettera a una professoressa, nel 1967, scrivevano che se la scuola perde loro, e loro erano i ragazzi come Gianni che abbandonavano la scuola, che ne uscivano analfabeti. Ecco, se la scuola perde loro, scrivevano i ragazzi di Barbiana, cessa di essere tale. Chi sono i Gianni di oggi? È una domanda che non possiamo smettere di porci, perché se da un lato il successo formativo di tutti gli studenti e tutte le studentesse rimane un obiettivo fondante della scuola, dall'altro lato il fallimento formativo e la dispersione scolastica possono essere oggi dei campanelli d'allarme per la tenuta della nostra scuola e anche di alcuni aspetti della società che la scuola contribuisce a costruire. Nello stesso tempo, per lavorare su questi temi dobbiamo sempre ricordarci che esistono tanti progetti, tanti saperi, tante competenze nelle scuole di oggi, da cui è importante partire. Sono i punti di forza degli insegnanti, dei dirigenti, dei professionisti, ma anche dei ragazzi e delle ragazze, dei bambini e delle bambine, dei genitori, delle comunità, dei territori su cui insistono le scuole, perché è proprio nel rapporto fra tutti questi soggetti che può nascere quella comunità educante entro cui è possibile anche reimmaginare una scuola in cui la diversità non divenga mai disuguaglianza. Professionalità. Tecnologia. Flessibilità. Omofobia. Prostituzione. Salute. Persona. Schiavitù. Responsabilità. Essere umano. Animale. Potere. Divorzio. Libertà. Straniero. Pena. Scuola. Identità. Valore. Matrimonio. Inclusione. Famiglia. Politica. Bambino. Donna. Anziano. Anziana.